La nostra città si colloca nella pianura friulana, ad una decina di chilometri dalla laguna di Grado, ed è attraversata dal fiume Ausa. Già all'età del bronzo nel suo territorio si sono manifestate presenze umane. La sua entità ha cominciato a delinearsi con la nascita e lo sviluppo di Aquileia, che utilizzava questo ambito come luogo di soggiorno e di riposo. Pare che proprio un Cervenius o Cervonius abbia dato origine alla denominazione della città. La navigabilità del fiume Ausa permetteva i collegamenti dei porti nell'Adriatico con l'entroterra. Le vicende di Aquileia si sono intrecciate con quelle di Cervignano, che ha subito la distruzione da parte dei barbari scesi in queste terre con Attila nel 452 d.C. Il territorio ha visto quindi il passaggio degli Unni, degli Ostrogoti, degli Eruli, dei Goti e dei Longobardi. E sono proprio questi ultimi, con Grimoaldo, duca del Friuli, a fondare a Cervignano nel 668 la più antica abbadia dei frati benedettini, dedicata a San Michele Arcangelo. L'iscrizione Cerveniana Finibus Foro Iuliensibus, risalente al 912, risulta essere la più antica attestazione scritta del nome di Cervignano, fatto che ne decreta la veneranda età di 1100 anni. Il monastero trovava posto nell'attuale piazza Marconi. Della chiesa è ancora visibile parte di un mosaico risalente fra l'VIII e il IX secolo, epoca appunto di dominio longobardo. Nell'XI secolo il monastero ha cessato le sue attività e nel 1036 il patriarca Popone lo assegnò alle monache benedettine di Aquileia. Queste hanno governato Cervignano e San Martino, che facevano parte della isola serviliana ed essendo parrocchie separate avevano distinti parroci, nominati dalla badessa del monastero di Aquileia. La presenza delle benedettine ha permesso di siglare nel 1081 un accordo con gli abitanti di Cervignano, Muscoli, Terzo e San Martino per la nascita del comune rurale, il primo in Friuli. Le benedettine hanno operato affinché gli abitanti potessero migliorare, con la bonifica della zona, la loro situazione perché al tempo l'area era infestata dalla malaria. È stato con l'arrivo della Repubblica di Venezia nel 1418 che Cervignano ha trovato il suo importante ruolo nel territorio. Infatti è stato il fiume Ausa a determinare importanti interessi commerciali, collegando l'entroterra con i tanti porti dell'Adriatico, interessando un ampio e diversificato scambio di merci. Lo stesso fiume è diventato però confine fra la Serenissima e l'Austria e nel 1509 Cervignano è passato sotto il dominio austriaco. Così la sponda destra era veneta, mentre la sinistra era austriaca. Da qui è nata la dogana per le barche veneziane che risalivano il fiume. Questo fatto, assieme ad altri, ha acuito le tensioni e ha provocato nel 1615 lo scoppio della guerra di Gradisca e Cervignano, coinvolta, ne uscì praticamente distrutta. Il Trattato di Campoformido nel 1797 ha segnato il passaggio di Cervignano all'Austria. Nel 1807 Cervignano è entrata a far parte del Regno Italico di Napoleone ed è diventata capoluogo del quarto cantone del terzo distretto dell'Isonzo del dipartimento di Passariano, ma l'amministrazione francese non ha lasciato un buon ricordo a causa del suo comportamento tirannico. L'Austria nel 1813 si è ripresa il Friuli e nel 1840 Cervignano è divenuta distretto commissariale per il Basso Friuli, in cui rientravano Aquileia e Grado. Con la terza guerra di indipendenza, nel 1866, il confine con il Regno Lombardo-Veneto si è spostato a ovest a 3 km in località Tre Ponti e a nord fra Strassoldo e Sevegliano. Lo scoppio della Grande Guerra, precisamente il 24 maggio 1915, ha visto l'ingresso delle truppe italiane in Cervignano, consentendole di diventare italiana definitivamente con la fine delle ostilità il 4 novembre 1918. Nel 1923 Cervignano è assegnato alla provincia di Udine e ha assunto la denominazione del Friuli.
Nel 1928 gli ex comuni di Strassoldo, Muscoli e Scodovacca sono diventate frazione del comune di Cervignano del Friuli, decretandone la nascita ufficiale. Ci troviamo in Piazza Indipendenza. Dapprima era soltanto un ampio spazio erboso circondato da una strada su cui si affacciavano le abitazioni. Qui si svolgeva il mercato annuale di San Martino e dal 1874 ad ogni primo giovedì del mese quello per il bestiame. All'aperto si svolgeva anche il mercato settimanale per gli altri generi diversi, di cui si è mantenuta la tradizione. Nei secoli scorsi si celebrava la sagra del Redentore in luglio, di San Girolamo in settembre e di San Martino in novembre, che ora è l'unica rimasta. Dal 1894 ospitava 2 campi da tennis, dove era attivo il Tennis Club femminile di Cervignano, che cessò l'attività con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La stessa causa pose fine al Veloce Club friulano, fondato nel 1902, che partecipava a numerosi raduni vincendo premi, coppe e medaglie soprattutto in Italia. Nel gruppo di ciclisti esisteva una fanfara che suonava in corsa. Con lo scorrere degli anni è divenuta la piazza centrale della città e ha assunto la funzione di accogliere le diverse manifestazioni delle varie ricorrenze civili, militari, religiose e anche sportive. Sulla piazza si affaccia il Palazzo Municipale, inaugurato nel 1927, da cui si erge la torressa con l'orologio. Vi operano il sindaco, la giunta, il consiglio comunale e i principali uffici amministrativi. Il giardino, come spesso più semplicemente viene chiamata la piazza, già dall'inizio del secolo scorso accoglie una diversificata piantumazione. Le varie piante con il loro verde e, d'estate, con la loro fresca ombra, lo rendono accogliente e lo presentano come piacevole luogo di sosta, di incontro e dialogo per tutti, soprattutto nei giorni festivi, come in un bel salotto all'aperto. Numerosi locali pubblici posti nel perimetro della piazza danno un ulteriore tocco di ospitalità e attrattiva all'insieme. Prova di ciò è il mercato settimanale, che non è solo un momento di approvvigionamento, ma anche un momento di incontro fra persone, di dialogo e scambio di informazioni. È il luogo che fino a non molti anni fa ospitava l'insieme del parco divertimenti e bancarelle per la festa di San Martino, che oggi si sviluppano su un'area molto più ampia. Negli anni 60 si organizzavano i festeggiamenti del settembre cervignanese, con una nutrita proposta di intrattenimenti e divertimenti che richiamavano moltissimi abitanti della zona. In quelle occasioni si svolgevano anche gare di corsa per gli asini e competizioni di gincane automobilistiche. L'ampiezza della piazza e la sua conformazione, con 6 strade che ne consentono l'accesso o l'uscita, ha permesso e permette la celebrazione di diverse manifestazioni, come la Festa del Lavoro, il 1° maggio, con ampia partecipazione di cittadini lavoratori dell'industria, agricoltura, commercio e servizi provenienti da tutto il mandamento e aree limitrofe. Negli anni passati la piazza ospitava, secondo le cadenze del calendario religioso, anche il passaggio delle diverse affollate processioni liturgiche, accompagnate dalla ritualità dei canti e, di sera, del tremolio delle luci dei lumini. Ha anche accolto al suo centro, nella seconda metà del secolo precedente, una fontana con getti d'acqua continui. Nella prima metà del secolo scorso era anche il luogo di ritrovo dei carri allegorici preparati dai giovani che erano chiamati alla visita di leva. Più recentemente accoglie le sfilate dei carri e dei gruppi carnevaleschi, fasi del torneo dei borghi e da un po' di anni, a cura della Proloco, nella prima domenica di ogni mese si sviluppa il mercatino di antiquariato e delle pulci. Ogni sabato mattina si tiene il mercato delle terre di Aquileia, organizzato da Slow Food con bancarelle che propongono vari prodotti alimentari di aziende locali come vini, panetteria, formaggi, salumi, verdure e frutta anche biologica, con acquisto diretto senza intermediari.
Sulla piazza trova posto il Teatro Pasolini, a suo tempo sala cinematografica Puntin, trasformata per divenire luogo ideale per rappresentazioni di cultura e di svago, al fine di attrarre e coinvolgere la cittadinanza non solo locale. La piazza ha modificato negli anni la sua architettura edilizia e lentamente alle vecchie case in mattoni e pietra si sono sostituite costruzioni più moderne, strutturate per accogliere attività mercantili e di servizio, ma anche spazi residenziali. Sul Prato Erboso, di fronte al municipio, è visibile la colonna romana che ricorda l'annessione all'Italia, celebrata il 28 marzo 1921, ma che in quella data fu posta nel giardino allora esistente in via 24 maggio. Poco distante trova posto il monumento ai caduti di tutte le guerre, traslato da largo Oberdan, dove fu prima eretto il 5 gennaio 1922. Davanti al Teatro Pasolini si erge il cippo in memoria dell'alpinista cervignanese Giusto Gervasù. Il fiume che stiamo osservando al tempo degli antichi romani si chiamava Alsa. Solo dal XIII secolo compare la denominazione Ausa e più recentemente è stato chiamato il fiume dei Silenzi. Ha origine da acque di risorgive che sgorgano dall'area compresa fra Privano ed Aiello, a sud-est di Palmanova. Confluiscono a Cervignano principalmente con il Rio Taglio e la Roggia Fredda, oltre che con altri minori affluenti. Le risorgive, per la loro natura, hanno originato ambienti umidi e paludosi che hanno condizionato la vita dei primi abitanti della zona, ma i successivi interventi di bonifica, riassetto e riarginatura dei corsi d'acqua hanno eliminato tali problemi. Le acque di risorgiva, scorrendo nel sottosuolo, escono a temperatura quasi costante e consentono quindi di mantenere l'equilibrio dell'ambiente floreale circostante. Il fiume, con la sua grande disponibilità di acqua, ha permesso di avviare diverse attività di carattere molitorio. In origine le caratteristiche orografiche del territorio hanno influenzato la formazione dell'alveo e il percorso del fiume. In effetti esistevano delle isole di varie dimensioni nel tratto di attraversamento della città. La prima è rappresentata dall'area coperta dalle ultime case di via Longausa fino a piazza Marconi. La seconda, più ampia, comprendeva tutta la piazza Marconi, il Mesol fino a via Mercato, area che accoglieva la prima costruzione abbaziale, e il fossato o braccio di fiume che la circondava era chiamato Boba. Ce n'erano altre, ma molto piccole, più a valle del Mesol. La larghezza del fiume e la sua profondità ne ha permesso la navigabilità e quindi anche in epoche lontane è stato utilizzato come via di comunicazione, di trasporto e di commercio. La sua collocazione e vicinanza delle strade consolari romane ne ha favorito l'utilizzo. Proprio per questi motivi Cervignano è diventato un importante porto fluviale distante dal mare una ventina di chilometri. Dopo la presenza dei Longobardi fino alla fine del Patriarcato, Cervignano non ha avuto modo di ampliare la sua crescita portuale. Solo con l'arrivo della Serenissima sono ripresi i traffici e lentamente la città è cresciuta. Intorno al 1500 il fiume è diventato il confine fra la Repubblica di Venezia a destra e l'impero asburgico a sinistra. Passato sotto dominio austriaco, prima con Maria Teresa e poi con l'imperatore Francesco Giuseppe, il fiume con il suo porto ha assunto grandissima importanza e ha raggiunto il suo massimo sviluppo. Successivamente la costruzione della ferrovia e lo spostamento dell'attenzione imperiale sul porto di Trieste ha fatto decadere l'interesse mercantile e l'uso della via d'acqua. In corrispondenza del primo gomito era stata costruita una distilleria che è rimasta attiva alcuni decenni. Più a valle, oltre la città, era esistente una grande fornace che ha sfruttato il fiume come via di trasporto. Nel fiume si è sviluppata anche attività per la pesca di anguilla, temolo, trota e luccio. Si è conclusa qualche decennio fa con la scomparsa degli ultimi pescatori che normalmente si muovevano con le battelle, barche con scafo a fondo piatto costruite in loco che prima erano mosse con remi e, in tempi più moderni, con motori a scoppio.
La scomparsa dei traffici e delle attività portuali ha segnato il degrado di tutto l'ambiente fluviale e solo pochi anni fa l'amministrazione ha provveduto a dragaggio, a rifacimento e rinforzo delle rive, costruendo nuovi moli che accolgono ora imbarcazioni per attività turistiche e vacanziere, gestite dall'Associazione Nautica Cervignano. Le due rive sono diventate percorsi pedonali e offrono tranquille passeggiate per piacevoli momenti di sosta per chi vi transita. In questo ambiente più curato si può anche godere della presenza sull'acqua di germani, gallinelle e cigni e di cavedani e trote sott'acqua, che gradiscono volentieri i pezzi di pane che vengono offerti dai cittadini e visitatori. Ci troviamo ad osservare l'unico ponte che attraversa il fiume. Ai tempi dell'Impero Romano, invece, il fiume si incrociava con due strade consolari. Una, conosciuta come Iulia Augusta, collegava Aquileia con il nord Europa e l'altra, la Annia, conduceva verso ponente per arrivare, congiungendosi con altre, fino a Roma. La prima incrociava il fiume con un ponte in pietra, scomparso, nella zona di via Trento San Girolamo, mentre la seconda a ovest di Borgo Fornasir con un ponte in pietra più noto dai tempi di Carlo Magno come Ponte Orlando, distrutto dalla violenza barbarica di Attila. Nel periodo medievale l'assetto stradale non ha seguito più i tracciati antichi romani e si è modificato in funzione di collegamenti per unire le varie realtà abitative del territorio, trascurando le lunghe distanze. A seguito di ciò il passaggio sul fiume ha trovato collocazione qui dove insiste da tanti anni. Alla sua nascita era in pietra ad arco unico. La presenza dei Veneti, con la teorica necessità di far transitare fino a Palmanova barche con alberi per le vele, ha portato alla sua sostituzione con uno girevole in centro. Il fallimento dei tentativi di risalita utilizzando vasche realizzate sopra muscoli ha riportato in vita un ponte in pietra, costruito dagli austriaci e veneti nel 1780, che è stato quindi l'unico passaggio per il transito di persone e merci. Nel periodo in cui il fiume fu linea di confine, il ponte è diventato punto doganale e conseguentemente ha attivato l'imposizione di dazi sui traffici mercantili. Questa situazione ha provocato tensioni che hanno contribuito allo scoppio della guerra di Gradisca. Nonostante tutte le buone intenzioni proposte alla fine della guerra, il clima ostile delle due parti è finito solo quando il territorio appartenente ai Veneti, con la loro caduta, è passato sotto il dominio dell'Austria. Dobbiamo arrivare al 1906 per vedere realizzato l'attuale ponte in ferro, costruito dalla società Bromo di Praga. Questo piccolo manufatto porta con sé importanti eventi storici, come il bombardamento avvenuto la mattina del 24 maggio 1915 per opera dell'artiglieria italiana. Gli austriaci avevano eretto una barricata davanti al ponte per impedire o ritardare l'avanzata dell'esercito italiano. Due cannonate invece ne hanno segnato l'ingresso. Una ha lasciato il suo proiettile conficcato, è ancora visibile, sul muro della casa d'Agostinis in piazza del Porto e l'altra ha deformato parte del traliccio metallico del ponte. Con gli ultimi lavori di rifacimento a valle delle rive, le aree in prossimità del ponte sono state trasformate in spazi pedonali, arricchite da sedute in pietra. Gli spazi che si sviluppano sul fiume, oltre il ponte, hanno avuto un ruolo essenziale per tutte le attività legate alla vocazione portuale dell'area. Già con i Romani e successivamente con altri utilizzatori, con tipologie e volumi di impieghi diversi, queste superfici hanno visto transitare per secoli le più svariate mercanzie che arrivavano da altri porti dell'Adriatico o che, provenendo dall'interno, qui trovavano modo di essere trasportate e commercializzate in altri luoghi più lontani. Questa via d'acqua ha svolto un ruolo determinante per la movimentazione delle merci.
Bisogna tener presente che migliaia di anni fa ci si muoveva a piedi con l'aiuto del traino animale e quindi con tempi lunghissimi. In quelle epoche la viabilità era condizionata e vincolata dagli agenti atmosferici, ambientali, per cui le piogge, le tracimiazioni dei fiumi, che non avevano argini, i terreni paludosi erano elementi che rendevano ancora più complicato transitare e arrivare a destinazione. Quindi cosa meglio di un fiume dove su uno scafo si potevano caricare molti più prodotti che su un carro. Una volta giunto in mare poteva navigare giorno e notte con l'aiuto del vento per portarsi in luoghi lontani, luoghi dai quali riportava materie che qui non si trovavano. Soprattutto i Veneti ne avevano fatto uso con questa politica. L'importante fiume di Cervignano, che non è solo il più bello apporto di questo stato ma del Friuli, lungo 3 leghe e mezzo e per il quale vengono dagli stati veneti, da quello del Papa e anche dal Regno, tutte le merci che servono per questo stato o per lo stato di Gorizia, molte anche per il Cranio e Carinzia e quelle che vanno per il servizio di Palma, Udine ed altri luoghi veneti. Gli avvicendamenti di potere non hanno scalfito il suo ruolo perché tutti ne hanno tratto vantaggio fino a quando la tecnologia meccanica ha proposto strumenti più efficienti e più redditizi per la movimentazione delle merci. In effetti, con l'arrivo delle prime linee ferroviarie e l'ammodernamento della viabilità, l'attività mercantile si è rapidamente ridotta. Il porto è rimasto attivo anche durante i periodi compresi nelle 2 guerre mondiali, con una intensa attività nautica legata agli eventi bellici. A tal proposito va segnalata la presenza dell'irredentista Nazario Sauro, che, prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, come capitano operava dal porto di Cervignano per la società di navigazione Friulana Opera EC, con i piroscafi Cervignano e Friuli per il trasporto di persone e merci a Trieste e verso la Dalmazia. Allo scoppio della guerra lasciò la sua barca a Portonogaro e fuggì a Venezia per arruolarsi nella Marina italiana. Dopo la metà del secolo scorso il porto di Cervignano era rimasto terminale per il movimento di passeggeri per i viaggi in laguna e nei vicini porti del Golfo. Ora, con le mutazioni sociali e la dismissione dell'attività mercantile, le stesse aree, rifatte e riorganizzate, restano a disposizione dei cittadini per momenti di sosta e intrattenimento ludico in occasione di festeggiamenti legati alla realtà fluviale. Percorriamo via Lungausa, che si sviluppa sul lato sinistro del fiume partendo dal ponte. Nella prima parte, più ampia, si trovava l'area portuale, con fabbricati per uso commerciale e di deposito. Oggi sono sostituiti da un condominio e l'area è trasformata in zona pedonale. Proseguendo e passato il gomito ci troviamo ancora vecchie abitazioni, soprattutto nella parte finale. Circa a metà via un tempo sulla riva c'era un lavatoio. A bordo strada esiste ancora una vecchia fontana. Proprio da qui, l'ultima parte della strada, un tempo era il fiume che determinava l'esistenza della prima isola. Alla strada, nata dalla bonifica del ramo fluviale, era stato dato il nome di Via Boba. La via termina in Piazza Marconi. Ci troviamo in Piazza Marconi. Siamo nel luogo più antico della città. Qui si trovano i resti della prima chiesa abbaziale di San Michele Arcangelo, probabilmente costruita nel VII secolo per volontà dei Longobardi, che, convertiti al cristianesimo, lo avevano eletto come loro protettore contro il paganesimo. Questi resti indicano che la facciata era orientata verso il fiume ed è retta nell'area che comprende il mosaico longobardo, scoperto durante la Prima Guerra Mondiale con vicino il cimitero. La vecchia torre, con funzioni difensive e di segnalazione, risale al X secolo ed è divenuta successivamente torre campanaria.
Ora sul lato ovest si erge il corpo della chiesa madre, collegata con il campanile. La piazza Marconi si dilunga a ponente con l'area del Mesol, che fungeva da area portuale e che ospitava diverse abitazioni di pescatori, e il cantiere con i suoi maestri d'ascia per costruire e riparare le imbarcazioni. Da piazza Marconi, passando a fianco della chiesa, ci portiamo davanti ad essa in via Mercato, sempre orientata verso il fiume, anche in successive ricostruzioni e ampliamenti. Dal 1780 l'edificio venne eretto con la facciata verso via Mercato, utilizzando anche pietre ricavate dalla demolizione della cappella dedicata a San Martino, esistente sui Viui, verso Ruda ma abbandonata. Venne aperta al culto nel 1788, nel 1821 per problemi di instabilità ed efficienze costruttive sulla copertura venne chiusa, spostando le celebrazioni nella chiesetta di San Girolamo o nella cappella bresciana. Nel 1828 riaprì al culto e nel 1833 venne consacrata ufficialmente. Il pittore veneziano Sebastiano Conti nel 1847 decorò il soffitto con l'Assunzione di Maria Vergine e i 4 Evangelisti e le pareti dell'abside con Gesù, San Giovanni Battista e San Michele. Nel 1857 il vecchio altare maggiore, recuperato dalla vecchia chiesa, venne sostituito con uno nuovo, in marmo, opera del milanese Stefano Argenti. Il 1890 vide l'installazione, sopra l'ingresso principale, dell'organo Zanin composto da 2 tastiere e pedaliera da 30 pedali. Che nel 1943 venne spostato dietro l'altare maggiore. Resasi pericolante, fu chiuso al culto dal 1966 al 1994. Durante i lavori sono tornati alla luce diversi reperti risalenti all'era romana e anche medievale, come una fornace, canalette per acqua e scheletri umani. Va ricordato che in un'aula adiacente il campanile, già nel 1789 era attiva la scuola popolare triviale per soli maschi, in cui il sacerdote svolgeva la funzione di insegnante. Di fronte alla chiesa si trova Casa Molina, che ospita all'interno la sala parrocchiale, utilizzata come sala cinematografica e teatrale. Nelle aree scoperte a sud si sono realizzati un campo di calcio e uno di pallacanestro, luoghi di ritrovo per le comunità giovanili dove mosse i primi passi la squadra di basket cittadina denominata ABC. Proseguendo verso ponente ci lasciamo a destra Casa Lenassi, ora caserma dei Carabinieri. Il proprietario possedeva un mulino a Castiglions delle Mura. Collegò le ruote mosse dall'acqua una dinamo, producendo energia elettrica che fece arrivare a Cervignano con una linea. Ne consentì l'utilizzo già prima di tante altre città più grandi. Casa Lenassi fu dimora di Cesare Micheli, che partecipò nel 1860 come capitano alla spedizione dei Mille con Garibaldi. Lo stesso fabbricato dal 1895 è diventato seconda sede del gabinetto di lettura. Più avanti a sinistra un grande condominio ha sostituito il famoso albergo Scrosoppi. Di fronte trova luogo la casa di riposo Valentino Sarcinelli, già Villa Antonelli. Nel 1931 fu acquistata da Pietro Sarcinelli e donata alla comunità, in memoria del figlio deceduto in un incidente stradale. Dopo i lavori di ampliamento si è trasformata nell'attuale edificio. La parte finale della via ospitava il mercato settimanale delle bestie, da cui il nome. Imbocchiamo via Caiù, ora molto urbanizzata, che fino alla prima metà del 1900 si sviluppava nell'ambiente agricolo. Subito a sinistra una sezione delle scuole elementari
nata negli anni 50 del 1900 come scuola serale professionale per studenti lavoratori. Lasciandoci ai due lati gli edifici abitativi, più avanti troviamo i fabbricati delle distillerie friulane, poi divenuti zuccherificio. Costruiti nel 1937, furono inaugurati da Mussolini nel 1938. L'attività ha permesso a molti operai del mandamento di guadagnarsi da vivere lavorandoci nel periodo di raccolto della barbabietole da zucchero nei mesi estivi. L'attività saccarifera venne interrotta per la scelta di trasportare la materia prima in altri stabilimenti nel Veneto, provocando con l'aumento dei costi l'abbandono della coltivazione della barbabietola nella bassa friulana. Nello stabilimento, opportunamente ampliato e ristrutturato, si insediò successivamente l'attività di produzione di grossi tubi metallici per oleodotti e acquedotti. Anche questa non ebbe fortuna e con il cambio di proprietà prese corpo la fabbricazione di componenti per dischi abrasivi. Da qualche anno ogni attività è cessata. Proseguendo, sul lato destro si passa davanti ad un'ampia area per la rimessa e ormeggio di barche, in cui nel secolo precedente, fino agli anni 50, trovava posto un fabbricato adibito a macello comunale e altro come oleificio. Proseguendo in via Caiù, terminiamo il nostro percorso a Borgo Fornasir. Si colloca nell'area di terreni chiamata Malonès, che l'imperatrice austriaca Maria Teresa aveva dato al comune affinché la povera gente li coltivasse per le proprie necessità senza nulla dovere. Questo borgo rurale è nato per volontà dell'ingegner Dante Fornasir, che acquistò i terreni dal comune, li bonificò e diede corso alle coltivazioni. Costruì i fabbricati necessari all'attività agricola e per la residenza dei contadini. Eresse anche una chiesetta dedicata alla Madre di Dio. I lavori terminarono nel 1940. Entriamo verso il centro con una piccola deviazione in via della Badia, dove troviamo il lungo fabbricato costruito per gli operai dell'allora stabilimento Saici di Tor Viscosa. Girando in via Capoia passiamo davanti al vecchio campo di calcio, luogo di aggregazione dei cittadini di ogni età e rango. A metà degli anni 50 del 1900 tifavano per la famosa Pro Cervignano, che aveva raggiunto ambiziose mete a livello regionale. Negli anni immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la popolazione non godeva ancora di molto benessere e quindi la partita domenicale era motivo di divertimento e spunto per passare una giornata di festa assieme agli altri spendendo poco. La televisione non c'era ancora e l'alternativa erano la sala cinematografica, l'osteria con la partita a carte per gli uomini, le giocate di tombola per le donne e i bimbi raccolti nelle famiglie e quando c'era la festa in paese con l'eventuale ballo sul breve. Siamo arrivati in Piazza Unità, già Piazza Vittorio Emanuele III e prima ancora Piazza Grande. Siamo di nuovo nell'area antica della città. Sul lato ovest troviamo la farmacia Lovisoni, o all'Orso Nero, che è attiva dal 1797. Fra i fabbricati posti sul lato nord troviamo la vecchia sede del comune, che con l'avvento del ventennio fascista è stato spostato nel palazzo di Piazza Indipendenza, lasciando spazio alla Casa del Fascio. Dopo la fine della guerra divenne sede della caserma di polizia. Casa Malacrea, che la precede, era divenuta punto di fermata delle corriere e ospitava la biglietteria. Tutta la piazza ha avuto un ruolo importante nella vita della nostra città. Infatti vi si svolgevano attività amministrative, sociali e commerciali, sia fisse che ambulanti, nonché era punto di ritrovo e di incontro dei cittadini. In effetti sul lato a sud vi si trovano il Bar Nave e l'Albergo Friuli. Il primo ospitò quei concittadini che il 1 novembre 1918
firmarono il distacco della città dall'Austria, come evidenziato dalla lapide ancora murata sulla parete. Il secondo diventò, durante la Seconda Guerra Mondiale, sede del comando germanico, dove il 29 aprile 1945 furono prese le tragiche decisioni per le decimazioni dei cittadini, fucilati 13 sul fiume Ausa davanti alla fornace e 8 in località Treponti. Dopo la guerra i due locali ebbero una rilevante importanza per il ritrovo di commercianti e mediatori che operavano nel commercio del bestiame e dell'immobiliare. Di fronte, sull'angolo con largo Oberdan, si trova il Palazzo Dreossi, che fu dal 1870 prima sede del circolo culturale conosciuto come Gabinetto di Lettura. Sul lato est si trova il Palazzo Parmegiani, che è stato completamente ricostruito e che come tanti anni prima ospita al pian terreno diversi negozi e altre attività commerciali. All'angolo della piazza che dà su via Roma si trova Casa Sarcinelli, che nei primi anni del 1900 ospitava un grande negozio con funzioni di drogheria e ferramenta. Per spostarci da Piazza Unità verso Piazza Libertà entriamo in largo Oberdan, noto patriota e irredentista, già piazzetta della Fontana. Nello slargo infatti insisteva una fontana, ma nel 1922 fu sostituita dal monumento ai caduti di tutte le guerre, che successivamente fu trasferito in Piazza Indipendenza. Sempre nella piazzetta era attiva la locanda alla Corona Ferrea. Di fronte, nella casa Ponton, si trova il Caffè Centrale, che dopo la metà degli anni 1900 diventò un locale di ritrovo per la borghesia cervignanese, dove gli appassionati all'interno trovavano ricercati tavoli da biliardo. Ci troviamo in Piazza Libertà. Dapprima era Piazza dei Grani e poi Piazza Emanuele Filiberto. Il lato ovest comprende case che fanno parte del nucleo più vecchio di Cervignano. Già dal primo nome si evidenzia l'uso di questa area, che poi non distava molto dal porto della città. Anche in questa piazza trovavano sistemazione botteghe e spacci, ma anche un caffè-teatro, poi trasformato dalla famiglia Puntin nella sala Cinema Ideal, ora non più esistente. Il lato nord è occupato dal palazzo, un tempo Lovisoni. Nel 1926 passò alla famiglia Piva, che vi attivò un bar-pasticceria molto frequentato. Qui nel 1910 nacque l'associazione Pietro Zorutti, il cui scopo era la salvaguardia del folklore locale, organizzare le sagre cittadine, promuovere l'educazione alla cultura friulana e italiana e all'attività sportiva. L'associazione ha dato vita alla squadra di calcio Zorutti, che in paese, dopo la Prima Guerra Mondiale, si è trovata avversaria alla Pro Cervignano. E queste due squadre hanno determinato un grande tifo e rivalità fra i sostenitori, stimolando grande attenzione alla ricerca e alla crescita di buoni giocatori. Successivamente le due squadre si sono fuse portando il nome di Pro Cervignano. Sul lato est, all'imbocco di via 24 maggio, si trova il Palazzo Malacrea, eretto nel 1924, ora sede di un istituto bancario. Risalendo troviamo il giardino appartenente a Casa Lovisoni, che si identifica con la sua particolare architettura di tipo veneziano. A metà fabbricato l'arco che dà accesso al vicolo delle Semine per raggiungere rapidamente Piazza Indipendenza. Oggigiorno i palazzi sono rimasti per la quasi totalità nella loro veste originale, ad esclusione della sala teatro e cinema che ospitano diverse attività di vendita e di servizio legate alle ultime mutazioni della moderna società. Nell'angolo della piazza fra i bordi ovest e nord si trova via 20 settembre che collega Piazza Libertà con Piazza Marconi. Nella cartolina a sinistra si vede l'Albergo Italia
e a destra si vede l'edificio del Cinema Ideal, il cui interno della sala è visibile nella cartolina. La via chiude quindi il rettangolo che accoglie quello che deve essere considerato il primo nucleo abitativo dell'allora borgo residenziale identificato come Centa. Rientriamo in Piazza Libertà e ci dirigiamo verso nord, imboccando via 24 maggio, prima chiamata via del Porto. Il 24 maggio 1915 i primi soldati italiani a passare il ponte furono i bersaglieri e la prima via che li ha accolti porta come nome la data dell'evento. Subito sul lato est era sistemata Casa Fornasir, a cui seguiva un ampio giardino. Negli anni successivi parte del giardino fu occupato dalla casa che ospitava nella metà del 1900 l'Osteria Nazionale, l'ambulatorio del dottor Bruno Malacrea e il fotografo Zanelli. Tutto l'insieme negli anni 70 veniva abbattuto per dare vita all'attuale condominio Residence. Sul lato opposto trovano luogo prima Casa Gregoris, Casa Kurz, con al primo piano le caratteristiche apertura a tutto sesto, e Casa Posarelli, rifatta negli anni 50 dalla famiglia del Piccolo. Ancora più avanti troviamo il fabbricato Puntin, che fu prima Gortani. A far angolo con via Lungausa nel 1800 c'era Casa Zanier, divenuto primo edificio di scuola popolare, che nel 1841 diventò scuola triviale per imparare a leggere, scrivere e far di conto. Successivamente, con la crescita delle attività portuali, questa costruzione veniva sostituita da Casa Piccotti, con gli annessi uffici e magazzini per merci alimentari che si estendevano fino al gomito del fiume. Ora tutto questo è stato sostituito da un grande condominio con negozi, uffici e abitazioni. Tornando sull'altro lato, passata la proprietà Fornasir, ci si trovava in un grande giardino, dove nel 1921 fu sistemata una colonna romana proveniente da Aquileia, quale simbolo per l'annessione all'Italia, che fu poi collocata davanti all'attuale municipio. Su questo giardino nel 1927 fu inaugurato il Palazzo Municipale e fra questo e la via 24 maggio negli anni 50 ha trovato collocazione il fabbricato della Banca Cattolica. L'ultimo fabbricato è la Casa d'Agostinis, che fa angolo con la piazzetta del Porto. Tra Casa Kurz e Casa del Piccolo c'è Vicolo Corto, che collega via 24 maggio con via Lungausa e che ospitava verso il fiume, a sinistra, un mulino con pileria e a destra una trincea con a fianco una pavimentazione in cemento usata per il ballo popolare. È la via che scorre da via 24 maggio a fianco del municipio verso piazza Indipendenza e prende nome dal poeta di lingua friulana nato sul Collio. Proprio qui, a far angolo con via 24 maggio, gli austriaci eressero un lussuoso fabbricato in legno ad uso teatro, cinema e sala da ballo, diventato dal 1887 Teatro Fornasir. Durante la guerra fu trasformato prima in circolo ufficiali dell'esercito italiano, successivamente in ospedale per malattie infettive e demolito a fine conflitto. Ritorniamo alla fine di via 24 maggio, passiamo il ponte e cominciamo a percorrere via Udine. Subito a destra troviamo Casa Zanier con i suoi magazzini, seguita da Casa Milocco, che un tempo precedeva l'albergo Zanier, oggi non più esistente. Sul lato sinistro, a ponente, si sviluppa la Casa Sarcinelli, da tutti conosciuta come l'Eremo. Questa denominazione fu data dal poeta Gabriele D'Annunzio, Ovate, che qui fu ospitato dal proprietario Pietro Sarcinelli. Vi arrivò nel luglio del 1915 per restarci fino al 1917 e lasciarla con la caduta di Caporetto. Era alloggiato all'estremità ovest in due stanze, una come camera e una come studio, che una domestica di Cervignano teneva in ordine. Fu lui a scrivere il testo della lapide ancora fissa in Piazza Unità sulla parete dell'allora Palazzo Municipale.
Pietro Sarcinelli, grande latifondista, persona molto precisa e pignola, era proprietario dei terreni che dall'Ausa si sviluppavano verso nord e rimanevano compresi fra il fiume Taglio a est e i Tre Ponti a ovest. Proseguendo a sinistra, ora ritroviamo il Parco Europa Unita, che era il grande parco di Casa Sarcinelli. Di fronte attualmente vi troviamo il grande condominio sorto al posto di alcune case che lo stesso Sarcinelli aveva eretto. Siamo giunti alla ferrovia che tagliava via Udine con disagi crescenti con l'aumento del traffico veicolare. È stata sopraelevata e ampliata per le necessità derivate dall'avvio dello scalo posto più a nord. Dalle ore 19 del 10 ottobre 1993 le sbarre dei binari a terra hanno smesso di dividere la città. Una breve escursione a sinistra in via Demanio ci porta nell'area dove operava la fornace Sarcinelli, che ebbe un importante ruolo emporiale per la grande e ampia tipologia di componenti edilizi prodotti. Durante la Prima Guerra Mondiale la fabbrica ebbe il compito di ospitare magazzini, officine e anche l'ospedale 057. Alla cessazione dell'attività i locali diventarono magazzini per prodotti agricoli e successivamente tutta l'area fu trasformata in allevamento di cavalli per attività sportive, con la costruzione di una pista ippica. Passiamo il viadotto, proseguiamo lasciandoci a sinistra alcune abitazioni, per giungere all'attuale via Leonardo da Vinci, al tempo sempre via Udine, in cui era attivo il pastificio Mulinaris, ora scomparso. Fra l'imbocco di questa strada e via Udine si trova l'edificio che ospita la scuola media. Segue Villa Fattor, progettata dall'architetto cervignanese Costantino Dardi, a cui si oppone sull'altro lato della strada Villa Bortolotto, progettata dall'architetto friulano Angelo Masieri. Via Udine si chiude proponendo sul lato di Levante il monumento all'Alpino realizzato dallo scultore Giovanni Patat di Artegna. È stato inaugurato il 22 settembre 1968, a 50 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. C'è stata grande partecipazione di penne nere, di cittadinanza, anche di comuni limitrofi e di importanti autorità politiche e militari. La cerimonia è stata organizzata dalla sezione alpini di Cervignano e l'opera, intitolata al capitano Vittorio Tomaselli, eroicamente caduto in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. In fondo a via Udine si colloca l'area delle rotonde. Rappresenta l'incrocio della strada per il nord, ovvero l'antica Giulia Augusta, con la statale 14 che congiunge Trieste con Venezia. Ed è stato il nodo cruciale per il traffico, soprattutto pesante, che fortunatamente per i lunghi percorsi si è spostato sulla vicina autostrada. L'area, per la sua funzione, si presta per accogliere le varie concessionarie e officine per auto, nonché impianti erogazione carburanti, locali per ristoro, albergo e intrattenimento. Dalle rotonde verso nord si diparte via Carnia, che ospita un primo fabbricato con interessante architettura, ma ora completamente modificato, e poco più avanti quello che un tempo era la sede delle scuole elementari della frazione di Muscoli, divenuto ora, con opportune modifiche, anche sede del comando della polizia urbana. Ripercorriamo a ritroso il percorso appena fatto e ci portiamo all'imbocco di via Roma, da Piazza Unità. È la principale via del centro e accoglie svariate attività commerciali, artigianali e di servizio. Un tempo era denominata via della Stazione, ma conduceva anche verso est in direzione di Trieste o di Gorizia. Anche a quei tempi accoglieva rivendite e magazzini, separati da ampi spazi verdi e giardini. All'imbocco sul lato nord rimangono molte delle antiche abitazioni che mantengono ancora le caratteristiche architettoniche dell'epoca di realizzazione. Sul lato sud invece due moderni e grandi palazzi con negozi, uffici e appartamenti hanno preso posto del giardino e della villa che vi si trovava all'interno. Anche la parte centrale, nella via, mantiene sul lato nord molti degli edifici originari, mentre sul lato sud le ricostruzioni hanno fatto scomparire le vecchie costruzioni.
Proseguendo arriviamo al Duomo cittadino. La prima pietra fu posata il 28 marzo 1965, nel luogo dove sorgeva il fabbricato della Casa della Gil, e inaugurata da Mussolini il 21 settembre 1938, trasformata nel 1947 nella Casa del Soldato. L'opera fu voluta dall'allora Monsignor Luigi Cocco, a cui nel 1997 fu intitolata la piazza antistante. Il progetto appartiene all'architetto friulano Giacomo Della Mea. All'interno si trova un crocifisso dello scultore friulano Max Piccini, donato dai mutilati di guerra della Bassa Friulana a memoria di tutti i caduti. Vi fu posto il 26 ottobre 1966 dopo la benedizione di Papa Paolo VI avvenuto a Roma in San Pietro. L'inaugurazione avvenne il 13 ottobre 1968 alla presenza del vescovo Pietro Coccolin, nativo di Saciletto, nel XIII secolo dalla fondazione dell'antica abbadia benedettina di San Michele. Avanziamo ancora e troviamo sulla destra il vecchio fabbricato della scuola popolare, sotto regime austriaco, divenuto poi scuola elementare Riccardo Pitteri con il Regno d'Italia. È un edificio che i cervignanesi più vecchi e anziani conoscono molto bene. Fu inaugurato il 12 ottobre 1908, ma nel 1914 fu ampliato e alzato di un piano. La sua costruzione si rese necessaria in quanto la sede attiva in via 24 Maggio, angolo via del Porto, non riusciva più a contenere tutti gli alunni. Durante la Prima Guerra Mondiale diventò sede di un ospedale, il numero 037. Di fronte si individuano i recenti fabbricati, separati da via Primo Maggio, che hanno occupato un ampio spiazzo dove esisteva il deposito di legnami della falegnameria e mobilificio di Ernesto Piani, di cui restano nascosti soltanto alcuni vecchi fatiscenti fabbricati. Ora qui si trovano le sedi dell'INPS e dell'INAIL. La parte finale della via si chiude in un trivio, che a nord porta in via Gervasutti, al centro verso la stazione e a sud in via Garibaldi. Nel primo tratto via Roma si incrocia a destra con via Dante, che permette il collegamento con via Trieste, che all'inizio del secolo scorso costeggiava il giardino di Villa Cernutti. Di fronte a via Dante troviamo l'imbocco di via 11 febbraio, che conduce in piazza Indipendenza. Imboccando questa via, all'angolo sinistro troviamo Casa Parmegiani, in cui trovò sistemazione la seconda sede dell'associazione Pietro Zurutti. Proprio di fronte al nuovo Duomo si imbocca via Mazzini, che conduce in piazza Indipendenza. Anche in questa via i vecchi fabbricati non esistono più e sono stati sostituiti da altri più o meno recenti. In fondo alla via, sul lato destro, sull'angolo con la piazza, si erge il grattacielo, così comunemente chiamata la più alta costruzione esistente in città. Alla fine di via Roma proseguiamo dritti ed entriamo in via della Stazione. In origine esistevano poche abitazioni e la strada era alberata. Successivamente fu affiancata dai marciapiedi con una siepe che li divideva. All'inizio, a destra, esiste ancora una trincea contro i bombardamenti, mentre a sinistra, circa a metà percorso, si trova l'ingresso dell'ampia area di quello che un tempo era il mulino di Dibert e poi Soranzo, ora non più attivo. Appena la strada piega un po' verso destra, passiamo davanti al dopolavoro ferroviario, che alla sua sinistra affianca un bocciodromo coperto. Al tempo era importante sito per gare e tornei di bocce, animate dalla forte squadra locale. Di fronte, nell'angolo con via Cristoforo Colombo, ha avuto sede per molti anni il comando della polizia stradale. Ora, entrambi i lati strada sono affiancati da case che ospitano al piano terra negozi, uffici e locali per la ristorazione. L'ultimo tratto di strada termina con una piazza sulla quale si affaccia il palazzo della stazione. Risale al marzo del 1893 l'approvazione da parte della Camera dei Deputati di Vienna
della costruzione della ferrovia Ronchi-Cervignano. Furono gli ingegneri cervignanesi Giulio Dreossi e Giacomo Antonelli, questo deputato a Vienna, artefici dello studio e del progetto. I lavori si svolsero in tempi brevi e già il 10 giugno 1894 ci fu l'inaugurazione con grande partecipazione di regnanti, politici e cittadinanza e conseguente festa con musica e libagioni. Il 17 ottobre 1897 fu invece inaugurato il tratto ferroviario fino a San Giorgio di Nogaro, che permetteva così di unire le reti ferroviarie austriache e italiane, collegando Trieste direttamente con Venezia. Dal 1916 diventò operativa anche la linea verso Aquileia, fino a Belvedere, da cui con l'ausilio di barche e traghetti ci si collegava anche a Grado. La tratta che invece saliva verso Strassoldo e Palmanova fu costruita da genio militare della Terza Armata e fu inaugurata il 25 giugno 1916, ponendo un prefabbricato quale stazione di Strassoldo. Nel corso degli anni successivi la tecnologia si è evoluta e la ferrovia ha svolto un ruolo determinante per il trasporto passeggeri e merci, collegando più velocemente aree extranazionali e stati relativamente lontani, posti soprattutto a est. Queste nuove aperture hanno portato a promuovere la nascita dello scalo ferroviario e relativo interporto Alpe-Adria, in un'area appena sopra la città che ha preso il via ancora negli anni 80 del 1900. Quest'opera ha richiamato aziende interessate alla logistica, operatori variamente legati al trasporto delle merci. Si è inoltre elettrificata la linea fino a Udine e rifatti i vecchi percorsi stradali, con nuove rotatorie e sovrappassi in direzione Tor Viscosa. Ripercorriamo a ritroso via della stazione per portarci all'imbocco di via Garibaldi. È la via che orientata verso sud-est porta verso Trieste. In questa via hanno trovato collocazione la caserma Terza Armata che si trova a destra e ora utilizzata da molte associazioni. Fu sede prima militare ma poi divenne luogo di ristoro e anche sala da ballo. Di fronte, poco più avanti, nell'area dove si è realizzato un ampio parcheggio, erano stati edificati fabbricati utilizzati come magazzini militari. Questi, a seguito degli eventi dell'8 settembre 1943, furono presi d'assalto dalla gente e saccheggiati. Dopo la fine della guerra furono occupati da diverse famiglie, qui insediatesi dividendosi gli spazi con pareti divisorie precarie. Da ciò queste residenze furono chiamate casermette. Proseguiamo e ci troviamo sulla sinistra la caserma Monte Pasubio. Fu costruita nel ventennio fascista, ma prima purtroppo fu cimitero della Terza Armata e accolse migliaia di salme provenienti dal fronte e dai numerosi ospedali dislocati nell'area mandamentale. Fu utilizzata come autocentro e sede di magazzini logistici. Nel 1947 vi giunse il 4° reggimento di artiglieria leggera della divisione Mantova, poi il 183° reggimento fanteria Nembo della divisione Folgore e successivamente il 6° gruppo squadrone carri lancieri Aosta. Nel 1991 nella caserma cessava qualsiasi attività di tipo militare. Dopo la disgregazione della Repubblica Jugoslava, la caserma è stata resa disponibile per il ricovero dei profughi fuggiti da quelle terre. L'assistenza fu prestata da volontari civili e dal gruppo volontari della Croce Rossa di Cervignano, nato proprio in quell'occasione. Dal 1997 ha subito la chiusura e ora viene utilizzata solo per la raccolta settimanale di rifiuti ingombranti. L'area, che era demanio militare, è stata ora ceduta al comune, che sta verificando le nuove possibilità di utilizzo, come aree attività scolastiche, aree residenziali, aree benessere e parco. Fino agli anni 50 del 1900 tutta l'area intorno alla caserma era occupata da campagna. Con rapidità, soprattutto lungo i fianchi della via, si è sviluppata l'edilizia abitativa, ma anche quella necessaria alle diverse attività artigianali e emporiali. È opportuno segnalare la presenza della scuola e palestra di via Turisella.
Da qui ora l'espansione si è estesa a tutta l'area fino alla fine della via, che prosegue verso est prendendo la denominazione di via Monfalcone, al cui inizio trova sede la farmacia comunale, insediamenti produttivi e altri recenti spazi residenziali, e termina con l'incrocio dove insiste la trattoria Al Turista. Ritorniamo all'inizio di via Terza Armata e andando verso ovest ci mettiamo sulla via Trieste. Solo dopo la seconda guerra mondiale questa parte della via ha cominciato a urbanizzarsi. Ora, subito a destra, troviamo il grande palazzo che ospita gli ambulatori e gli uffici del distretto sanitario. Più avanti a sinistra il fabbricato in cui trovano sistemazione gli uffici postali e gli uffici imposte. Giunti alla curvatura possiamo vedere le scuole elementari, il cui ingresso è su via Firenze, e subito dopo troviamo Villa Bresciani con la sua cappella. Il cognome Bresciani deriva probabilmente per il fatto che la famiglia proveniva da Brescia e la villa era presente già all'inizio del 1600. Subì ampliamenti notevoli e l'entrata, che in origine era su Borgo Salomon, cioè a nord, fu portata su via Trieste. Nel 1692 fu edificata la cappella gentilizia, anche questa ampliata per accogliere il grande crocifisso in legno. Su questo si sono accese discussioni sulla sua origine, perché si diceva che era posto alla venerazione delle monache del monastero di Aquileia, mentre sembra che si trovasse nella chiesa di San Michele, con un altare a lui dedicato. A causa della chiusura di questa per il rifacimento strutturale fu portato appunto nella cappella Bresciani. È un'opera posta sotto tutela e negli anni 2000 è stato restaurato. Durante la Prima Guerra Mondiale la villa fu sede del comando della Terza Armata, con a capo Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, persona che ha saputo farsi ben volere dai cervignanesi. Lasciamo la villa e subito ci troviamo davanti al fabbricato che ospita la biblioteca e la sala civica. Attualmente svolge queste funzioni, ma il 29 giugno 1929 era sorto per ospitare un asilo infantile, ma a causa di controversie sorte fra potere politico e parroco, dopo diversi passaggi amministrativi, nel 1933 diventò istituto tecnico inferiore, meglio identificato poi come scuola media. Continuando incrociamo via Dante e ritroviamo su ambo i lati antiche costruzioni, parti delle quali sul lato destro sono state sostituite da fabbricati molto recenti. Sbocchiamo in via Aquileia e ci portiamo all'inizio partendo da Piazza Unità. Ci lasciamo sulla sinistra Casa Lovisoni Rossignoli e a destra Casa Parmeggiani. Più avanti, sempre sullo stesso lato, ritroviamo l'ammodernamento di Casa Cernutti, che è stata terza sede del gabinetto di lettura. Con la guerra il patrimonio documentale fu in parte distrutto e quanto rimasto fu recuperato e gestito dall'associazione Pietro Zorutti. Di fronte si erge Casa 48, a cui segue Casa Zampar e oltre l'incrocio con via Trieste ritroviamo la vecchia locanda Aquileia, a cui segue un nuovo fabbricato che ha sostituito quello in cui si trovava la caserma della Guardia di Finanza. Guardiamo di fronte e ora troviamo un nuovo condominio che ha preso il posto di Casa Colesan e dell'officina automobilistica Dreossi, già antica officina fabbrile. In Casa Colesan il 18 dicembre 1909 nacque la Cassa Rurale, che ora ritroviamo in Piazza Indipendenza come Credi Friuli. Proseguendo sul lato sinistro vediamo il nuovo fabbricato che ospita la Croce Verde, l'associazione che impiega dipendenti e volontari in attività di pronto soccorso e assistenza sanitaria su tutto il territorio mandamentale, con ambulanze e mezzi attrezzati allo scopo. Ancora qualche metro ci imbattiamo nella Casa del Mutilato, inaugurata il 25 marzo 1956 con una cerimonia solenne. Più avanti ora compare il vecchio cimitero, che fu attivato e recintato ancora nel 1787. In questo tratto di strada, nell'aprile 1945, furono esplosi alcuni colpi di fucile contro le ultime guarnigioni tedesche presenti nell'area, che erano in fase di trasferimento per il ritorno verso la Germania, dando corso alla decimazione e al conseguente eccidio di inermi cittadini e persone presenti in paese.
Sul lato sud del cimitero si diparte via Predicourt, al cui termine inizia via Baden-Powell, una strada di campagna che porta verso San Martino di Terzo. A circa 1 chilometro troviamo il Parco Scout. È sorto nel 1990 su di un'area utilizzata come discarica. Caccia di vento e i semplici canti, la carta e la colla insieme, incrociare due canne più forti legate allo spacco. Il gruppo Scout Ageci ne ha migliorato la bonifica e ha attivato il ripristino ambientale e paesaggistico. Ha predisposto aree per attività ludiche e associative, un fabbricato con locali vari di servizio, spazi erbosi e un'area boschiva. Rientriamo in via Aquileia e proseguiamo fino alla curva della strada e fra gli incroci con le vie Torino e del Perette troviamo un'area libera in cui era attiva la cantina sociale. Infilandoci per pochi metri in via del Perette possiamo vedere la villa dove risiede e lavora l'importante e affermato artista concittadino, il maestro Giuseppe Zigaina. Nella prosecuzione la via si sviluppa portando sul suo perimetro abitazioni e fabbricati per varie attività commerciali, fino a farci ad arrivare nel comune di Terzo di Aquileia. Da via Aquileia si stacca e si ricongiunge via Pradati, sulla quale si colloca il liceo scientifico Einstein. È opportuno ricordare che la via Pradati segue il tracciato del percorso stradale medievale. Facciamo rientro in piazza Indipendenza per percorrere la via Marcuzzi Montes. Originario di Fogliano, operario del cantiere navale, antifascista, dopo intensa attività partigiana venne catturato e recluso a Palmanova, dove morì a seguito di sevizie e torture. Venne insignito della medaglia d'oro al valor militare. Questa via conduce verso nord-est. Rimangono solo poche case antiche e negli ultimi decenni ha cambiato il suo aspetto. In fondo alla via un tempo si trovava il passaggio a livello per la ferrovia, che ora scorre su di un sovrappasso. A metà via si colloca piazza San Girolamo. Su questa piccola piazza si affaccia la chiesetta dedicata al santo. Dallo studio documentale risulta esistente dal 1570, con architettura diversa. Non ebbe esistenza facile perché restaurata nel 1683, soppressa per 2 volte, riedificata nel 1873, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale fu requisita dall'esercito italiano e usata come magazzino. Nel 1921 fu riaperta al culto e nel 1924 ampliata. Gli ultimi interventi di raffrescamento e ripristino sono stati eseguiti dal gruppo locale degli Alpini. Da piazza San Girolamo verso nord si diparte via Cesare Battisti, il redentista trentino, che sui suoi fianchi si porta case abbastanza vecchie. Gli studiosi accertano che questa via è un brevissimo tratto della via Iulia Augusta, che proprio qui attraversava l'Ausa con un ponte in pietra che ora non ha visibili testimonianze. Proprio dove doveva prendere inizio il ponte, invece, alla nostra sinistra inizia via Trento, che prima portava il nome di via Rapar, sviluppato lungo l'argine sinistro del fiume fino a raggiungere il ponte metallico. Ci riportiamo in via Marcuzzi e arrivati in fondo, sulla nostra destra incrociamo via Giusto Gervasutti, il Fortissimo. È qui che lui è nato, nel 1909. Era un esperto alpinista, con importanti spedizioni sul Cervino, in scalata solitaria e anche sulle Ande. Perse la vita su una vetta inviolata nel 1946. La scuola italiana di alpinismo porta il suo nome e la sezione CAI locale il 18 settembre 1966 a memoria pose il cippo in suo onore in piazza Indipendenza. Su questa via si innalzano 2 fabbricati che hanno ospitato le famiglie dei dipendenti delle ferrovie.
La via porta verso via Roma e nella sua parte centrale esiste ancora la casa che ospitava l'Osteria Gorizia. Da via Marcuzzi ci infiliamo sotto il viadotto della ferrovia, trovandoci così in via Gorizia. Subito a sinistra vediamo la vecchia sede dei Vigili del Fuoco, ora destinata alla sezione cittadina della Protezione Civile e a quella della Croce Rossa. Proprio di fronte si elevano i grandi edifici che fino a non molti anni fa ospitavano i molini Variola. La famiglia Variola aveva rilevato il sito da un precedente molino appartenente ai Fabris e lo aveva sviluppato aggregandolo ad altri esistenti a Cordovado, nel porto di Trieste e in Argentina. Dopo tanti anni di attività, a seguito di traversie economiche, il gruppo ha cessato l'attività e il sito cittadino si è fermato, precipitando in stato di completo abbandono. Sul confine est del molino scorre il canale artificiale Taglio, che passa sotto la strada e sfocia nell'Aussa. Subito dopo il ponte, a sinistra, sono disponibili i campi da tennis, anche coperti, e la recente area degli orti sociali, nati per volontà delle associazioni Slow Food e Hauser e con il supporto dell'amministrazione comunale. Sulla destra insiste un gruppo di case popolari. Ci troviamo all'incrocio, ora semaforico, detto del Drago Nero. Proseguendo andiamo verso il bivio dei Viui, che divide il percorso in direzione di Saciletto o di Ruga. Ritorniamo all'incrocio Drago Nero e incrociamo via Ramazzotti. Andando a sinistra verso Venezia, subito si rende visibile l'asilo infantile che confina con il fabbricato dove ora trova collocazione l'ufficio del collocamento. Questo edificio, dall'anno 1962, ospitò la sede staccata per il biennio dell'Istituto Tecnico Industriale Arturo Malignani di Udine e vi rimase per qualche lustro. Poi ospitò l'IRFOP che preparava i giovani alle attività professionali. Proseguendo, prima del ponte sull'Aussa, si intravede la vecchia Villa Zanetti, abbandonata, a cui è stato aggregato un edificio che ora ospita un locale notturno. Di fronte, dopo il vialetto in ghiaia, si nota il fabbricato Cecchini, in cui, fin dal 1837, sotto altre proprietà, si svolgeva l'attività di concia delle pelli. Proseguiamo e dopo la curva incrociamo via Cormons, strada bianca che porta a Muscoli e che permette di accedere al parco del Pradolin. In questa area l'architetto Pravisan, nativo di Cervignano ma attivo in Udine, ha cercato di proporre e costruire un ambiente che evidenzi e salvaguardi l'essenza del nostro fiume e quanto esso determina e condiziona. Purtroppo ora è abbandonata e soggetta al vandalismo. Ritorniamo su via Ramazzotti per prendere visione dall'albergo internazionale che si erge a fianco del fiume Taglio e domina sull'incrocio delle rotonde che abbiamo già visitato. Ripercorriamo a ritroso via Ramazzotti e superato l'incrocio Dragonero possiamo vedere alla nostra sinistra proprio l'edificio adibito a pubblico consumo che ha dato nome all'incrocio. Passiamo la curva e poco avanti troviamo il fabbricato delle missioni, costruito per diventare seminario per la formazione di missionari cattolici. Non ebbe grande fortuna e diventò la nuova sede staccata dell'Istituto Tecno-Industriale Malignani, che si è proposto non solo per il biennio ma anche per i corsi completi quinquennali. Proseguendo andiamo a incrociare via Chiozza. La strada prende il nome dello studioso chimico Luigi Chiozza, che risiedette nella sua villa a Scodovacca creando l'interessante parco. Perfezionò studi sulla botanica, ospitò e collaborò con Luigi Pasteur nella ricerca delle malattie dei bachi da seta e avviò l'importante amideria in località La Fredda. La strada sorpassa la ferrovia e sulla sinistra si sviluppa l'area sportiva, che accoglie la pista di pattinaggio coperta, il campo di baseball, lo stadio per il calcio ed il palazzetto dello sport, dove sono praticate attività di pallacanestro, pallavolo e sollevamento pesi. La strada scorre lungo il lato nord della caserma Monte Pasubio. Nella parte curva della via si trovano gli edifici con appartamenti che ospitavano i militari che vi prestavano servizio.
Sul lato nord della via si susseguono abitazioni e condomini fino all'incrocio semaforico dove incrociamo via Garibaldi. Risaliamo per una cinquantina di metri via Garibaldi e a sinistra giriamo per immetterci in via Salomon. Sull'angolo sinistro c'è la sede dell'Enel e di fronte a destra troviamo la Villa Vidali, progettata dall'architetto cervignanese Costantino Dardi, lo stesso della Villa Fattori in via Udine. Proseguendo arriviamo in uno slargo dove si affaccia quella che era la residenza dei Salomon, famiglia di commercianti veneti. La residenza fu donata al comune che la utilizzò prima come casa di ricovero, poi come asilo infantile ed infine come magazzino comunale. Purtroppo ha subito alcune demolizioni, ma recentemente la vecchia copertura è stata sostituita da una nuova per preservare tutte le strutture murarie sottostanti. Alla fine della via, a sinistra, quella che era la vecchia barchessa della proprietà Ferro è stata trasformata e ampliata per dare corpo alla Casa della Musica, quale importante punto d'incontro per la cultura musicale con sale di registrazione e auditorium. Ritorniamo in Piazza Indipendenza, da dove è iniziato il nostro giro illustrativo. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e pazienza. Ci auguriamo che la nostra città vi sia piaciuta e che quanto raccontato sia stato utile per conoscere la nostra storia. Ancora grazie e arrivederci. Dormi, Silvana.